Conosci te stesso, conosci il cliente, innova! Portale web di informazione dedicato al Friuli Venezia Giulia con 4 appuntamenti del videogiornale e 2 dirette streaming con ospiti collegati. Sezioni dedicate al cliente. Si tratta di un canale con un target preciso, in crescita grazie alle prossime novità legate al potenziamento delle nuove tecnologie di trasmissione digitale. Il progetto friulitv.net è composto da professionisti del settore con propri studi a Udine e Pordenone per realizzare anche programmi personalizzati costruiti su misura. Un nuovo sodalizio internazionale è costituitosi nel 2020 in Friuli nel corso della drammatica pandemia da Covid-19. Trattasi di un'associazione di promozione sociale denominata International Comité Romeo and Juliet in Friuli, con sede legale a Tavagnaco. Sin dall'inizio hanno aderito con entusiasmo alcuni dei maggiori studiosi e giornalisti del Nord-Est, con l'obiettivo di far conoscere al grosso pubblico i veri personaggi che ispirarono il mito letterario di Giulietta e Romeo nell'opera di William Shakespeare. Pertanto, portare alla ribalta nazionale e internazionale la reale storia di 2 innamorati, di Luigi da Porto, originario del Vicentino, e Luigina Savorgnan, friulana, esponenti di 2 casate nobiliari in lotta tra loro all'inizio del XVI secolo. Il Comitato internazionale organizzerà iniziative di divulgazione storico-culturale e turistica, conferenze, mostre d'arte, doc-film, videoclip, concerti, passeggiate sui sentieri storici ed eventi nelle dimore storiche, cercando di favorire la collaborazione fra territori e province diverse, come quella di Udine, Vicenza, Treviso e Verona, ovvero con quei luoghi che hanno avuto riscontro diretto con il mito e con la storia di Giulietta Lucina e Romeo Luigi. Know yourself, know the customer, innovate yourself. Web portal dedicated to Friuli Venezia Giulia with 4 video news events and 2 live streams with connected guests. Sections dedicated to the customer. As this is a channel with a precise target, it is growing thanks to the upcoming innovation linked to the enhancement of new digital transmission technologies on the web. The editorial project is made up by professionals with their own studios in Udine and Pordenone to create customized programs as well.